Cosa fai niente? Cosa fai niente? Cosa fai niente? Tra favola e certezze, tra un obiettivo da inseguire e un sogno da fare, Castellammare e Marsala. Oggi c'è un derby che vale per la Coppa Italia di Eccellenza. Qui dal Matranga di Castellammare del Golfo un saluto da Gabriele Rispetta. Oggi si sfidano due società trapanesi, DOC, due società che sanno come fare calcio e l'hanno dimostrato anche nelle prime uscite di questa stagione, soprattutto il Castellammare che a sorpresa guarda tutti dall'alto verso il basso attualmente nella classifica del girone A del campionato di eccellenza. Però al tempo stesso oggi il teatro, la scena è un'altra, è quella della Coppa Italia, dove entrambe le squadre giocheranno questa gara valida per gli ottavi di finale. Andiamo con le formazioni partendo da quella di mister Mione. Castellammare che schiera in porta Di Paola e poi si andrà a collocare in campo seguendo uno schema che varia tra il 4-4-1-1 e il 4-5-1. Cruciata, Eliotropio Filippi di Caronia e Adamo saranno i difensori, poi Lampo di Matteo Musso e Messina a centrocampo, Tempesta alle spalle di Bama. Ovviamente il modulo è abbastanza fluido, versatile, può cambiare da un momento all'altro. Nel frattempo vedete come le due squadre stanno già collaborando per levare dal rettangolo di gioco e anche dalla zona più limitrofa, più vicina a dove agiranno le due formazioni delle porte utilizzate per l'allenamento, per il riscaldamento. Marsala che risponde nel frattempo al Castellammare col 3-5-2 di mister Filippo Chinnici. Furnari, Tricoli, Giardina e Fradella in difesa. Ovviamente Furnari è l'estremo difensore. Prima chiamata dal primo minuto per il giovane portiere del Marsala confermato, ma che quest'anno si spartirà il posto da titolare con Scuffia che parte in panchina. Poi centrocampo a 5 con Capitan Genesio sulla fascia destra, D'Ancora, Lonigro e Pace al centro, Afun a sinistra, Manno e Sferruzza saranno i due attaccanti di questa partita per mister Chinnici. 10 undicesimi della formazione sono cambiati rispetto all'ultimo impegno di campionato contro il Castelvetrano. Inizia la gara qui dal campo comunale, il Giorgio Matranga di Castellammare. Parte anche il nostro cronometro, parte anche il nostro racconto di questo match valido per la gara di andata del turno numero 2 della Coppa Italia di Eccellenza, gli ottavi di finale. Pallone per il Marsala che agirà verso sinistra del vostro schermo con la maglia azzurra classica dei lilibetani.
Castellammare invece con la maglia fucsia, che sarebbe di trasferta, però oggi ovviamente dà una mano al Marsala. Occhio a Ba, prova subito a farsi vedere. Ba dalle parti destre del suo schieramento, poi Tempesta sinistro che gira. La prima occasione subito per il Castellammare con Tempesta, dopo neanche un minuto, l'uomo che ha messo il ghiaccio sulla gara contro il Montelepre qualche giorno fa. È ripreso ora dal Marsala, sentite dall'esterno dello stadio i tifosi, non si riesce a capire di quale delle due formazioni, che ovviamente oggi si giocheranno una cosa importante, l'ipoteca del passaggio del turno, che poi deve essere confermato il giorno 15 settembre nella gara di ritorno a Marsala. Lancio lungo nel frattempo da parte del Castellammare, sempre a cercare la punta Malik Ba, un fattore nelle prime gare stagionali in Coppa, ha trovato il gol all'andata nella prima uscita di quest'annata contro il San Vito Lo Capo a San Vito, poi qui è arrivato uno 0-0 privo di emozioni particolari, ma ovviamente che ha portato il Castellammare a giocarsi questa gara. Castellammare che nelle prime 5 partite di quest'annata, di questa stagione, contando anche il campionato, non solo le 2 di Coppa di fine agosto, ha uno score difensivo invidiabile, 0 al momento le reti subite. Ovviamente sono statistiche che noi abbiamo paura, noi telecronisti abbiamo paura di dire nel corso della partita, per evitare appunto di essere subito smentiti. Ci proverà il Marsala, ora pallone che arriva fortissimo verso la porta di Paola, ci ha provato il Marsala con una conclusione dalla fascia ad opera del numero 44 d'Ancora. Pallone quindi che sarà rimesso in campo da Ipa. Terzo minuto di gioco, già abbiamo visto qualche occasione. Tempesta ha provato il mancino a giro per il Castellammare, per il Marsala invece ha risposto il numero 44 d'Ancora con una staffilata alla parte destra del campo, che però non ha trovato la porta. Abbiamo parlato del Castellammare, parliamo anche del Marsala. Ovviamente tra le due squadre sicuramente dalla vigilia di questa stagione è uscito che la favorita sarebbe il Marsala, poi il grande inizio del Castellammare, soprattutto difensivamente, ci porta anche a pensare che ci potremo divertire oggi. Ma non c'è nulla sull'incontro tra un giocatore in maglia fucsia e un altro in maglia azzurra, secondo quanto riportato dal direttore di gara di oggi, il signor Alessandro Ingressiere della sezione di Palermo. Guardalinea numero 1, signora Martina Iannazzo della sezione di Trapani, e invece l'altro assistente sarà il signor Antonino Barone della sezione di Marsala, quindi una gara anche particolarmente sentita per il guardalinea, che agirà nella parte più lontana rispetto alle panchine. Va lontano nel frattempo Furnari a cercare qualcuno dei suoi più avanzati, ci proverà Affun, ex Trapani, il giovane numero 20, uno degli acquisti più silenti della campagna mastodontica portata avanti dal presidente Casa nel corso di questi mesi estivi. Affun che, così come altri ragazzi che oggi sono in campo, sono prodotti o del Trapani oppure del settore giovanile del Palermo. Qua va lontanissimo Adamo, in gol l'anno scorso in un Castellammare Marsala che aprì il campionato di eccellenza, un 3-0 netto del Castellammare, sembra passata una vita. Occhio proprio a Genesio che ha cercato Affun da un'esterna all'altra, poi il pallone torna però disponibile per il Castellammare, ci ha provato il numero 7 Vincenzo Di Matteo, uno dei ragazzi confermati quest'anno a disposizione di mister Mione, anche lui ex Trapani, infatti adesso prova a sfidarsi su quella fascia proprio con Affun, un altro prodotto delle giovanili Granata. Occhio perché qua ha spazio per andare Messina e l'idea non era per niente male,
ci ha preso in controtempo anche a noi, perché era solissimo di agire Messina, che lui ovviamente ha confermato tra i migliori di questo inizio di stagione, seppur abbia nel corso delle stagioni sicuramente diminuito il suo raggio d'azione dal punto di vista offensivo, però è una colonna di questo Castellammare. Marsala che oggi gioca con tantissime seconde leve, ovviamente c'è qualche certezza, una di queste certezze è sicuramente Sferruzza, l'unico ad aver trovato il gol quest'anno assieme a Costa, che parte dalla panchina. Occhio a Manno, prova a farsi vedere Manuel Manno, aspetta e va dalle parti destre del campo dove c'è il Capitan Genesio. Lonigro, Della, vuole il tocco veloce ma viene fermato. Occhio alla corsa di Ba, largo a destra, ancora Ba, provate il tunnel, fermato sul più bello, però si prende gli applausi di Malik Ba, così come se li prende anche il numero 23 marsalese Giardina, che non si è fatto fregare dal talento e soprattutto dallo scatto di Malik Ba, un fattore, come dicevo anche in apertura, per il Castellammare quest'anno, eccezione fatta per l'ultima settimana, per l'ultima gara contro il Montelepra, sempre segnato quando ha segnato il Castellammare. Malik Ba, i 6 gol sono forse quelli più decisivi di questo campionato di eccellenza, perché sono valsi per ora 6 punti e un passaggio del turno a Castellammare, l'uomo più decisivo di questo inizio di campionato, di questo mese di settembre sicuro. Può sicuramente candidarsi per un eventuale premio di MVP del mese. Numero 11 del Castellammare Ba. Occhio perché c'è qua un calcio di punizione per i Fucsia. Si crea un bel mucchione in aria. Batte corto per il Castellammare. Tempesta. Prova a lanciare verso la corsa di Eliotropio Filippi. Ha provato Tempesta con questo cambio di gioco subentrato nel corso della gara contro il Montelepra, l'ha chiusa lui. Ora Ba, ancora pallone rimesso al centro, ma non c'è nessuno dei suoi compagni a popolare l'area di rigore avversaria. L'ultimo tocco qui di Affun, che non sapeva cosa fare nel corso di questo scontro con Di Matteo. Può andare il Castellammare, può farlo con il suo numero 7 alla battuta di questa rimessa laterale. Ancora Di Matteo, si propone Ba, spinto anche una prima battuta, prende palla Genesio che si fa tutto il campo, prova a farsi vedere poi dalla parte di campo Sferruzza, Manna a pressare forte su Adamo, gira ancora il Castellammare, occhio a Tempesta, può andare lui, Tempesta aspetta, torna dietro, ancora dalle parti di Caronia. Tempesta non si intende con Ba, ci ha provato a farsi vedere Malik Ba. Credo che sia confermato questo 4-4-1-1 che ci hanno detto a bordo campo prima all'inizio della gara. Poi riprende palla il Castellammare, occhio al tentativo dalla distanza, aveva ripreso il pallone il numero 8 Leonardo Musso, uno dei giocatori più esperti anche di questo Castellammare, con esperienza in Serie D tra Giarre, Paternò. Qui bravo nella prima pressione, poi va alla conclusione dalla distanza, ha provato a fregare così Furnari, che però può battere liberamente questa rimessa dal fondo. Gioca ancora ad Ancora con una larga a destra dove c'è Genesio che davvero è dappertutto, ancora filtrante del capitano a cercare la sovrapposizione del suo compagno di fascia Tricoli, uno dei tanti ex San Giorgio Piana. Tricoli, una colonia vera e propria che da Piana di Albanesi si è spostata verso Marsala.
seguendo mister Chinnici, che è là in panchina a guardare i suoi, a guardare il giro palla dei suoi. Lo vedete in basso rispetto al vostro schermo. 12° in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. Ci prova Castellammare, ancora Marsala però col Manno, triangolo che funziona, Manno al centro, fermato da Di Paola. Ha provato ad accendersi Emanuel Manno a trovare il primo timbro di questa sua stagione dopo qualche assist prelibato nelle ultime uscite. Ha parlato da leader nel corso degli ultimi giorni ai canali ufficiali della società. E adesso occhio, questo calcio d'angolo, fischia in Grassia, tutto ok, si può andare. Marcature ad uomo per ora del Castellammare più che a zona. Prova adesso a sganciarsi qualche effettivo del Marsala, pallone che arriva al centro, solissimo. Ha avuto l'occasione qui Fradella, il braccetto di sinistra che si è trovato solissimo al centro dell'area di rigore. Di Paola può farla sua senza problemi, non era tanto angolato questo colpo di testa. Occhio a Ba però, che corre all'altro lato del campo. Aspetta Ba, torna la tempesta, sempre loro due a giocare, a duettare. Ancora lo scambio tra il 10 e l'11. Ma Ba viene fermato dalla chiusura di Fradella, che si è fatto una bella corsetta all'indietro per tornare subito nella sua posizione di gioco dopo aver provato a cambiare il punteggio dall'altra parte del campo. Nel frattempo sono entrati gli ultras del Marsala, qualche minuto di ritardo, 12 per l'esattezza. Sferruzza commette fallo ai danni di Adamo, di Caronia per essere preciso, numero 32, confermato anche lui. Lo scacchiere di mister Mione. Andrea Messina a battere, lo fa subito, a cercare proprio il numero 32. Non controlla benissimo Tempesta, infatti si fa mangiare subito nella prima marcatura. Comunque che arriva al centro dell'area di rigore del Marsala. Ancora Tempesta, ottimo controllo, può andare Tempesta, sinistro stavolta più schiacciato, non va a cercare l'effetto a giro. Viene comunque applaudito e seguito dal pubblico del Matranga. Ci ha provato Tempesta un'altra volta a trovare l'angolino giusto, così come ha fatto qualche giorno fa contro il Montelepre. Insomma, Tarantino oggi assente, gli unici altri due giocatori ad aver segnato nel Castellammare, oltre a Malik Ba in questo inizio di stagione. Ha fatto peggio da questo punto di vista il Marsala, con solo due marcatori diversi, Sferruzza e Costa, oggi in panchina. Occhio a Manno che prova subito a cercare Sferruzza. Verticale interessante, ma che si chiude con un nulla di fatto un'altra volta per il Marsala. La palla di Castellammare che prova a cercare un'altra volta Malik Ba in velocità. Ovviamente è lui la principale arma a disposizione del Castellammare. Andare Genesi, torna dietro Fradella, rischia qualcosa il 24, riesce comunque a girare dall'altra parte dove c'è Tricoli. Difende bene il pallone quindi qua il Marsala in questa fase di disimpegno. D'Ancora molto defilato rispetto al centro, prova a girare Sferruzza, non è facile controllare questo pallone aereo, commette fallo poi Manno nel tentativo di recuperare palla ad Adamo, che adesso si lamenta con l'ex sanremese. Qualche problema per Adamo, appunto in gol nel corso della gara contro il Marsala, l'ultimo Castellammare Marsala che noi ricordiamo ovviamente qua al Matranga, netto 3-0 in favore dei padroni di casa. Aperta 35esimo proprio da Adamo, che quel giorno vestiva e indossava con fierezza
la fascia di capitano del sodalizio castellammarese. Occhio qua Fradella, un'altra volta lui, dalle parte di Furnari, pressing alto da parte di Tempesta, Furnari di andare per forza di cose al rinvio e non lo fa benissimo, riprende palla quindi Ba, che può controllare, aspetta Malik Ba, torna dietro, fa un ottimo lavoro di sponda, ma ovviamente perché di sponda di Boa, perché ora ci prova Di Matteo larga a destra, il pallone però è uscito tutto, se n'era andato rispetto ad Affun. Riprende palla Di Matteo, occhio a 7, Di Matteo viene fermato, sarà calcio d'angolo. Vediamo qua anche la bandiera estratta dagli ultras del Marsala che sono alla nostra destra. Proverà adesso a mettere il pallone al centro, proprio Tempesta col suo mancino a rientrare, deve battere lui. Castellammare molto pericoloso sui calci piazzati. Andare Tempesta, pallone che arriva in area ma c'è un fallo in attacco, è rimasto a terra anche un giocatore del Marsala, è molto arrabbiato Genesio, c'è un qualche problema per uno dei suoi compagni, capitano Genesio non l'ha presa benissimo. E a terra Fradella al 18esimo. Può andare quindi adesso il Marsala. Nel frattempo li sentite i sostenitori di Petani, arrivati in gran numero anche qui al Matrano, con un po' di ritardo. Adesso posso dare anche loro il sostegno che merita una squadra, una piazza come Marsala. Fradella, può andare il 24, Affun, fermato da Messina, pallone in rimessa laterale. Pace lascia da Affun, deve fare vedere ancora il numero 10. Batterà l'ex Trapani a cercare proprio Manno, c'è anche D'Ancona lì vicino, esce con la testa però il Castellammare. Pace ancora da parte di Manno che riesce ad aprire per Affun, ottima idea, grande giocata ancora Affun, può andare da parte di Pace, ancora il 10, Pace insiste, vince anche la corsa sulla fascia sinistra col tacco, Adamo dice di no. Va a vedere il Marsala per la prima vera volta, forse dopo 19 minuti. Le gare del Castellammare sono tipiche per essere molto bloccate. Adesso aspettiamo ovviamente il pallone messo al centro. Si propone Manno. Si attende solamente la battuta del calcio d'angolo che arriva adesso. Stacca Affun! E c'è la rete del Marsala proprio col 20 alla prima vera occasione, sblocca l'incontro. L'abbraccio con mister Chinnici che ho già creduto in lui e va a trovare il gol, uno stacco poderoso, il primo gol subito al Castellammare quest'anno. La rete è di Affun. E li sentite i sostenitori del Marsala che giustamente esultano perché sblocca nella maniera più incisiva
forse quella migliore per fare male il Castellammare. Nel corso del 20°, Marsala che passa avanti con la rete di Affun, poi Di Matteo che prova un velo per nessuno. Prende palla Lonigro, va lontano a cercare un'altra volta Sferruzza. Affun. Fallo precedente su un giocatore in maglia fucsia, ha provato un'altra volta a farsi vedere Emanuele Affun, autore del gol che ha sbloccato l'incontro qui al Matranga. E adesso situazione inedita per il Castellammare che è sotto, non era mai successo perché non aveva mai preso gol, c'è anche a dire questo. Una solidità difensiva impressionante che però viene tradita proprio al 20° di questa gara, la più importante fino a questo momento della stagione, contro il Marsala. Va, controlla, aspetta arrivo di tempesta, fermato, e quindi può giocare il Castellammare. Musso ha cercato Carogna e poi Sferruzza un'altra volta a vuoto. Occhio perché qua può andare in mezzo alle maglie blu, si è fatto vedere Malik Ba, esce Funnari con sicurezza, chiama calma Giardina che sarà anche un po' lui perso proprio Ba. Giardina, Genesio va alle parti destra del campo dove gioca Manno adesso. Occhio ad Ancora, lì sulla fascia destra, fermato nel primo momento da Eliotropio Filippi. Genesio per Lonigro ancora una volta, appoggia male Sferruzza e occhio a Ba che può ripartire la sua specialità in contropiede. Malik Ba ha ripreso adesso palle il Castellammare dopo il lavoro del numero 11 per provarci Tempesta. La palla Castellammare in questo momento non riesce a trovare il varco giusto per portare a casa quello che sarebbe il gol del pareggio. Marsala adesso ovviamente sulle ali dell'entusiasmo dopo il gol di Affun che ha sbloccato la gara. Adesso palla per un attimo solamente pace. Genesio è dappertutto il numero 2. Prova Sferruzza, nel frattempo se ne va il sole qui a Castellammare. E già il pallone d'Ancora, lo fa dalle parti di Affun, il controllo manca qui del numero 20 che si era fatto vedere bene, però occhio perché stiamo vedendo Manno più largo a destra con Affun che è libero di andare, e quindi o vedremo un 3-4-3 oppure, cosa più probabile, quando Manno è più defilato Affun va accentrandosi per non lasciare mai solo Sferruzza in attacco. Castellammare che deve reagire, Marsala che deve gestire, pallone di Giardina a cercare Manno, ancora Emanuele Manno che lotta su ogni pallone. Genesio, Giardina aspetta il 23, può adesso girare questo pallone, lo fa adesso a cercare sempre Affun che controlla con la testa, non benissimo, riprende palla quindi Di Matteo. La fronte spinge a cercare Ba, mantiene il pallone in campo Malik Ba e quindi si aspetta adesso che venga rimesso in gioco dal Marsala. Discutono Messina, capitano del Castellammare, in crea sia l'arbitro di oggi. Ancora una volta pace da Ancora con Lonigro e il Marsala esce, ottimo disimpegno, prova a correre Tricoli. Passaggio forse un po' arretrato per Genesio, però si perde sul fondo, può andare Di Paola, può andare Castellammare. Il punteggio, il gol è stato di Affun sul calcio d'angolo. Occhio qui a pallone ripreso, però Manno
può andare lui, Sferruzza, il contropiede quasi, si perde l'inerzia della ripartenza, ma palla ancora per il Marsala, con D'Ancora che prova il sinistro, anche lui schiacciato, anche lui a cercare il palo più vicino, però esce male. Va Di Paola. Affone. Lonigro. Giardina. Trova sempre pronto a inserirsi Fradella. Occhio però a questo pallone non tanto semplice da arpionare da parte di D'Ancora. Lonigro riesce comunque a girarlo dalle parti di Furnari. Tricoli. Destro a cercare la corsa di Capitan Genesio, che deve però pensare più a tenerli in campo. Va, scambio sempre con Musso, largo a sinistra dove c'è anche Lampo con Messina. Va, prova a toccare più palloni possibili Malik Ba, prova ad aiutare i suoi ma non è per niente facile. Occhio perché riprende palla proprio Ba. Atterrato Messina, calcio di punizione, il lavoro di Ba, il sacrificio di Messina. 0-1 il punteggio, ma proverà adesso il Castellammare a pareggiare i conti. Castellammare 0, Marsala 1. Aspettiamo la battuta di questo calcio di punizione. Conta i passi ora di Simone Garcia. È stato di distanza con qualche attimo di ritardo il battitore di questo calcio di punizione, che dovrebbe essere poi è andato proprio tempesta, perché in aria abbiamo Ba, abbiamo Lampo, abbiamo anche Messina, oltre che a Ramo e Caronia, due difensori. Fischia ora in Garcia, tempesta, sinistro che non si abbassa, ci ha provato il 10. Rimessa al fondo il Marsala. Genesio per Sferruzza, che una volta riesce a difendere questo pallone. Va, lo scambio non si chiude con invece proprio Furnari, che può anche aspettare un pochettino. Cercare la corsa di Pace, ora molto largo a sinistra il numero 10, per questo abbiamo ragione di pensare che Mr. Chinnici voglia provare un 3-4-3 invece che un 3-5-2. Ancora rilancio del Castellammare da parte di Musso, fuori misura Marsala che sta gestendo molto bene il gol di vantaggio, lo sta facendo con calma, contando anche che c'è sempre il ritorno in agguato. Pallone qua per il numero 44 D'Ancora, che vince il rimpallo senza l'ausilio delle mani, poi cerca il centro e trova soprattutto Sferruzza. Ancora il 9 fermato in maniera regolare, può andare quindi Castellammare, può ripartire, ma viene facilmente giostrato dal Marsala che sta difendendo il vantaggio. Qua riprende palla Genesio, cross messa al centro, cercare Manno, fermato però, poi atterrato Tricoli, c'è fallo, calcio di punizione, lancia anche il pallone più lontano possibile Tempesta, una cosa che va contro comunque la sua squadra, visto che i secondi passano. Il Castellammare in questo momento è sotto di 1 alla mezz'ora.
parte anche la battuta del calcio di punizione già effettuato, ma deve fischiare il signor Ingrassia. 3 giocatori Lili Betani a parlare con il direttore di gara, ma è giusto, deve fischiare ovviamente prima di altro. Ingrassia. Senesio e Giardina sul punto di battuta, più lontano Pace. Quindi aspettiamo ora il fischio del Ingrassia che arriva. Batte il 23, pallone preso da Adamo con il petto e calcio d'angolo. Con calma Giardina, dopo aver battuto questo calcio di punizione, batterà anche il corner. Tante maglie azzurre, così come in occasione del gol di Affun in area di rigore. Il 20 ora viene marcato stretto. Chiama lo schema. Pallone che arriva nuovamente al centro, stavolta Sferruzza a colpire, rimane lì la sfera. Tutto buono, si può giocare. Tempesta spazza come meglio può. Poi arriva D'Ancora a lottare con il numero 7 Di Matteo. Ba vince un rimpallo, può andare quindi Malik Ba. Ancora il numero 11 deve però per forza di cose ritardare un po' la sua corsa, perché non c'è nessuno a aiutarlo. Fallo su Ba. Si prende la punizione. Grande giocata da parte dell'ex Cus, ormai una leggenda praticamente qui del calcio di Castellammare. 32 e qualcosa sul cronometro di gara. Altra punizione per il Castellammare, calcio 94. La squadra della città di Castellammare del Golfo, teatro di questa sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Siamo ancora ovviamente nella fase regionale. Occhio, fischia adesso proprio Ingrassia. Va Tempesta, un'altra volta come poco fa, sinistro che non si abbassa, chiede scusa a Messina. Tempesta probabilmente gli avrà detto batto io anche questa volta, e anche questa volta il pallone va fuori. Oggi entrambi i portieri maglia gialla, cambia solamente il colore dei pantaloncini di Paola, che è rosso, un po' più vicino cromaticamente parlando al colore dei suoi. Castellammare che oggi indossa la maglia di trasferta, pur giocando in casa, quella fucsia, mentre Marsala con la classica casacca azzurra, la stessa che adesso indossa Fradella, che va lontano a cercare proprio Affun. Ma è toccato a calcio, la rimessa laterale. Fradella fermato senza fallo, può giocare Castellammare. Occhio qui a Di Matteo che non si intende con Ba, c'è sempre Di Matteo fermato però da Pace, e stavolta il fallo lo commette Vincenzo Di Matteo. La ripresa Pace, altro giocatore che arriva dal San Giorgio Piana, classe 2001, Giovanni Pace, un altro della colonia di Piana degli Albanesi, arrivato a Marsala con condottiero Chinnici, che adesso va a parlare con Ingrassia. Abbiamo ripreso le nostre telecamere, ve lo racconto in radiocronaca, una discussione tra Chinnici e Ingrassia. Adesso va a regolamentare questo calcio di punizione il fischietto palermitano. Conta i passi.
barriera composta da 2 uomini per Di Paola, sono il numero 7 Di Matteo e il numero 10 Tempesta. Ba, che era in zona, ha detto chiaramente: pensateci voi che io vado avanti. Ora o Pace o lo Nigro, andrà il 5, che arriva al centro, lo mantiene in campo il Marsala, esce un'altra volta Adamo e poi in qualche modo la mette lontana Di Matteo. Le finte, le giocate di Tempesta contro l'altro numero 10, contro Pace. Alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore lilipetano. Andrà quindi Castellammare sempre con il numero 7 Di Matteo. Messina bloccato da Fun. Autore del gol del vantaggio Marsala. Gira palla Caroni. Non è preciso questo passaggio di ritorno da parte di Lampo. Caroni comunque fa uno sforzo e mantiene il possesso. Ora va di testa, tanti rimpalli, spazia in Marsala, lotta Sferruzza e col petto serve il suo compagno, ancora il numero 9 a lottare lì nella parte avversaria del campo. Alla fine rilancia di Castellammare, ma comunque la palla ancora è del Marsala con Genesio, lo Nigro, pronto a fare ordine, lì in mediana, chiama palla a Fun, ma alla fine preferisce servire ad Ancora, largo a destra, ancora lo Nigro, aspetta il 5, Genesio. Palla buona per Fradella. Colpito al volto qui Sferruzza da Adamo e quindi c'è calcio di punizione per il Marsala. Rimane ancora a terra Sferruzza. Genesio forse voleva un cartellino giallo per Adamo, gara che comunque nonostante l'importanza agonistica, nonostante il caldo, nonostante tanti fattori, si tiene su ritmi molto fluidi e soprattutto con correttezza nei modi. Poi ovviamente negli interventi ci sta che ci sia qualche fallo, qualche entrata un po' più scomposta, normale, anche la categoria ti induce a fare certe cose, a giocare in un certo modo. Ci pensa adesso Pace un'altra volta, lui o lo Nigro, un po' come poco fa, ma il pallone era più defilato, adesso è per vie centrali per lo più posizionato l'oggetto della contesa. Proverà Pace. In zona c'è comunque lo Nigro. 39esimo, si è perso praticamente un minuto, sistema 3 la barriera stavolta Di Paola, si preoccupa più della conclusione. Poi Nigro, cross al centro, è arrivata la deviazione di D'Ancora, ma era fuori gioco, era tutto fermo. Fuori gioco del 44 che era arrivato più lesto di tutti alla battuta verso la porta di Paola, conclusione fuori misura. Anche la posizione era irregolare. Batterà quindi Di Paola. Tacco qui. Ottima giocata un'altra volta da parte di Di Matteo, che con Ba costruisce qualcosa, si prende il fallo Tempesta, calcio di punizione. 40esimo in corso. Manca sempre meno alla fine del primo tempo. Credo comunque che un po' di recupero lo darà il signor Grassi. Aspettiamo ovviamente anche la battuta di questo calcio di punizione. Nel frattempo vi ricordiamo che ci sono altre 2 dirette sul nostro canale di Sportisli attualmente in corso, c'è quella di Piana di Albanese dove il San Giorgio sta gli ottavi di finale, e poi c'è anche
la gara forse più attesa di questo mercoledì pomeriggio. Licata Sciacca, pallone che arriva nel frattempo al centro da parte di Tempesta. L'ultimo tocco di un giocatore marsalese, andrà la battuta di questo calcio in angolo, quindi Castellammare. Dicevo appunto, vi rimando anche alla telecronaca del nostro carissimo Salvo Geraci per quanto riguarda Licata Sciacca ad Aragona. Si terrà questo importante scontro tra due delle squadre più forti del girone A di eccellenza, valido ovviamente anche questo per gli ottavi di Coppa. Con il rasoterra tagliato, arriva un'altra volta Furnari in tuffo a dire di no all'avversario, c'è un giocatore del Marsala a terra tutto fermo, tanta confusione. Furnari in tuffo ha detto di no al Castellammare, erano 3 i giocatori fucsia in area piccola. Grande coraggio da parte del giovane portiere del Marsala, ricordavo in apertura, prima gara stagionale per lui, un po' più indietro e gerarchia di Mr. Chinnici dopo l'arrivo di un esperto del settore come Tommaso Scuffia, classe 1991, che arriva dalla stagione in Serie D con il Castrum Favara. Ha ripreso palla Pace, allontana, cercata un'altra volta Adamo. Genesi, rilancio per Affun, deve stare attento qui Castellammare, lì sull'out di sinistra. Per quanto riguarda il Marsala, Affun ha provato a fregare Cruciata, che non è sembrato molto convinto. Fallo qua, Baira solissimo, mi sembra tutto comunque già ben deciso dal signor Ingrassia, visto che il Marsala si era praticamente fermato. Fallo, calcio di punizione per il Marsala, fallo commesso da Tempesta un'altra volta, che possiamo dire comunque che si sta spendendo molto per cercare di far salire la squadra. Adesso Messina, anche lui ha aumentato il baricentro, credo più un 4-3-2-1 ora per il Castellammare, riprende palla proprio la formazione di casa, va in velocità, è in aria, va, Furnari lo ferma, poi Messina ancora una volta, Furnari, miracoloso, prima su Ba, poi su Messina, si rimane il 0-1. Rischio per il Marsala. Castellammare ci ha provato, occhio a questa palla messa al centro, esce 44, protagonista assoluto nel corso dell'ultimo minuto è sicuramente Michele Furnari. È già rilanciato, torniamo quindi con le telecamere dalle parti dell'oggetto della contesa. Pace viene fermato senza fallo. Castellammare adesso in ripresa sicuramente, dopo un periodo dove il Marsala sembrava più in controllo. Sbaglia Tricoli, occhio a Messina che riprende palla, ma dove c'è Ba, fermato Di Matteo, si inserisce in aria, ancora Di Matteo, difende il pallone, da Messina voleva andare, ma sbaglia il passaggio di ritorno. Si lamenta Capitan Messina, prova a reagire il Marsala dopo questi minuti finali di primo tempo, dove il Castellammare sta spingendo molto. Ingrassia, Scuffia viene fermato, poi pallone che a sua volta viene spazzato fuori dal Castellammare. Affun lascia la rimessa anche perché Pace gli dice vai lontano, vai in aria, ci pensiamo noi al resto, ci penserà in particolare Fratella che batte questa touche, lo scambio di Sferruzza. Affun viene fermato, D'Ancora deve intervenire per fermare Malik Ba e non è un'impresa facile perché Ba riesce ad andarsene. Ancora il numero 11 fermato da Giardino in secondo tempo, ancora Caronia mette la sinistra a cercare Ba che vince il rimpallo, c'è nulla, non c'è nulla, invita Ba a rialzarsi qui il signor Ingrassia. Quando entriamo nel tempo di recupero
una tranga e adesso una bolgia da una parte i tifosi marsalesi che intonano un sogno all'improvviso, dall'altra invece i castellammaresi provano a spingere la squadra della città che vuole pareggiare i conti contro la superpotenza di questo girone A di eccellenza. Non siamo nel campionato, parliamo pur sempre di un match di coppa, però molto passa anche da qui, c'è da dire anche che il Marsala sta giocando con una formazione dove diverse seconde leve si stanno mettendo in mostra rispetto alla gara di Castelvetrano contro la Foggia, per esempio l'unico confermato nell'11 titolare è Sperruzza, e comunque non stiamo parlando sicuramente di un giocatore da poco, in quanto parliamo del vice capocannoniere dell'ultima stagione di eccellenza con la maglia del Castelgaccia, 17 gol segnati nell'ultima annata. E oggi assieme a Costa partiva come unico marcatore della stagione dei Betani, si è aggiunto qualche minuto fa Emanuele Affun, un ragazzo prodigioso, scuola Trapani, che sicuramente ne avrà ancora di pasta asciutta da mangiare. Però intanto ha deciso questo primo tempo che finisce adesso, solo un minuto di recupero quindi dato dal signor Ingrassia, perché diciamo che il secondo non si è giocato per via dell'infortunio a Malik Ba. Ci sentiamo fra pochissimo con la ripresa di Castellammare Calcio 94 Marsala 1912. Il punteggio per ora è di 0-1, decide Emanuele Affun. Torna ancora una volta a Palermo e la conferma che il grande sport ormai ha scelto questa città. Beh, la conferma di una città viva, di una città che, come ripeto frequentemente, è una città in cammino, perché non posso dire che sia una città compiuta, dove tutto è avvenuto, ma è una città che cerca di andare progressivamente incontro al suo miglioramento. Dobbiamo crederci tutti e dobbiamo lavorare tutti perché questo possa avvenire. È chiaro che molto resta da fare, ma alcuni segnali sono fondamentali, sono importanti. La valorizzazione dello sport e l'incremento dei flussi turistici anche legati allo sport, e Dominate the Water è certamente uno di questi eventi, costituiscono gradini promettenti per salire alla scala della credibilità della città e del suo successo. Ecco perché abbiamo voluto ripetere questa esperienza e vedo con piacere che una così folta e gioiosa partecipazione è il più bel premio non solo per gli organizzatori ma anche per la città che ne ha sostenuto l'organizzazione. Ecco, Palermo più in generale come città si sta riprendendo i suoi spazi sportivi, perché oggi per esempio si torna a giocare a calcio al velodromo, lo stadio a breve sarà oggetto di lavori in vista anche degli europei, insomma possiamo dire che Palermo è sempre più a misura di sportivo e di società sportive. Beh, vorrei dire alla faccia dei menagrami e delle prefiche cantatrici di sventura che cercano sempre di omettere di dire ciò che compatibilmente con ciò che è disponibile si sta facendo, e non è poco. Restituire gli impianti sportivi ai palermitani era un impegno di questa amministrazione e questa amministrazione lo sta mantenendo. Oggi si torna a giocare gare ufficiali di calcio al velodromo. Abbiamo già presentato in UEFA la documentazione per la valorizzazione dello stadio della Favorita. Siamo alle soglie dell'approvazione della convenzione per lo stesso stadio.
entro il primo trimestre del 2026 ci saranno consegnate parte della piscina olimpionica, il rifatto il palazzetto dello sport e il diamante. Un'altra piscina è in costruzione. Ecco, io non credo che sia né poco né male. Abbiamo riavvicinato i palermitani allo sport e come ci fa vedere questo evento, lo sport poi si può realizzare anche in tanti altri luoghi che allo sport si prestano. Il nostro mare che è straordinario anche al limite della stagione estiva. Sì, siamo contenti, iniziare col piede giusto è importante, la prima in casa, il ritorno in eccellenza dopo tanti anni, quindi siamo veramente molto contenti. Poi è venuta fuori la partita che pensavamo, di là c'era una squadra molto fisica, tosta, di gamba, hai fatto la giusta analisi. Nel primo tempo probabilmente eravamo anche un po' contratti, non riuscivamo a trovare le nostre trame, non ci smarcavamo bene fra le linee. Poi nel secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa e devo dire che i ragazzi hanno creato tanto. E sai, il rammarico è stato quello di averla tenuta aperta fino alla fine, perché poi quando sprechi 2 o 3 occasioni così come le abbiamo avute, ci può essere sempre, diciamo, l'errore finale, ma fortunatamente i ragazzi sono stati bravi, abbiamo tenuto botta fino alla fine e quindi dai, siamo contenti perché partiamo col piede giusto per questo campionato e mettiamo un piccolo mattoncino per quello che è il nostro obiettivo. Adesso la squadra è attesa da un'importante sfida la prossima settimana, però questa partita, questi 3 punti danno morale anche per il proseguo del campionato. Sì, vabbè, sicuramente, come dicevo all'inizio, partire bene è importante per tanti aspetti, non meno chiaramente quello psicologico, per cui affronteremo la settimana col solito piglio di chi vuole sempre lavorare per migliorare. Chiaramente domenica si andrà in casa di quella che a detta di tutti è la grande favorita in questo torneo, ma noi porteremo le nostre conoscenze senza alcun timore, cercando di fare la nostra partita e perché no, cercando di portare il risultato a casa pure. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la prima storica apparizione del Palermo Futsal Club nel campionato di Serie C1 e il destino ha voluto che la prima avversaria fosse il Palermo Calcio a 5. Manca Fiorentino, manca Gennaro, manca soprattutto Lorenzo Chinnici, che lo vediamo qui nei spogliatoi, qui nel pubblico. Intanto inizia anche il match con il primo pallone toccato da Sujan, Corsino e ancora Sujan. Davi punta la porta, Davi raccampo. Allora rimane lì poi Romano la sblocca e fa 1-0. Care con Sujan che ne ha 2, si libera dentro e poi Bonanno. Qui non è perfetto Corsino. Risultanza 0-2. Molto largo, no? Cosa fa? Scarica sulla Fiora e qui stava per regalare uno dei suoi gol Capitan La Fiora. Sujan, uno schema probabilmente, infatti La Fiora pala, La Fiora gol e la palla qui sembrava nettamente in porta. Rosso apre per Orlando 0-3. Davi uno schema per Torcivia, raccampo, la vedi all'ultimo, mette il piedone, è una sua giocata, pala, rientra, può calciare fuori. Poi Lucchese, Torcivia aveva trovato la porta. Bon Giovanni, qui va a sradicare il capitano avversario. Bon Giovanni pala. Bonanno lo serve adesso. Bonanno raccampo. Cignani per dichiara, mette dentro La Fiora, pala ancora. Lopez si lotta ancora, la meglio Romano che ne esce in grande stile, palla dentro Torcivia. Gol la nuova maglia per Marco Torcivia. Questa versione da pivot dichiara mettendo di La Fiora, poi pala ancora. Poi voglio soltanto fare una cosa, calciare, e invece no. Con il tiro che viene ribattuto, Bonanno aveva quasi preso l'incrocio, ma Lucchese, bella giocata, Lucchese, pala ancora. Cignani, bel recupero palla, Cignani allarga, La Fiora, pala ancora.
Miranda, dribbling su Lucchese che passa, Miranda! E poi Orlando, fa 0-5. Mano, contropiede, Russo, Bongiovanni va a contrastarlo, Russo! Palla su Bongiovanni, Bongiovanni mistretta con la faccia! La sentenza solitamente va, torce via, San Martino, fa una grande parata, contropiede Miranda, ha ancora la forza per mettere dentro, per il gol di Anania, che esulta, e fa 0-6. Poi Corsino gliela va a rubare, ma poi un rimpallo favorisce ancora Anania, ne fa 2. Russo con qualità e poi finisce qui la partita. Termina con il saldo di 0-7 la prima storica partita del Palermo Futsal Club nel derby contro i cugini del Palermo Calcio 5. L'approccio alla gara era positivo ed è rimasto positivo. Come tu ben dici, dobbiamo limare qualcosa e sbracciarci perché il Licata è stato devastante. L'avevo definita come la favorita per il campionato e così è stato. È stata una partita giocata sui duelli e i duelli hanno dato ragione al reparto offensivo del Licata. Ringraziamo i tifosi che comunque hanno cantato fino alla fine, speriamo ci supportino sempre, hanno onorato il nostro impegno, però da parte nostra sappiamo che dobbiamo ripagarli in tutti i modi. Settimana prossima si riparte vogliosi e volendo dimostrare che è stato un blackout, che il nostro campionato non passa da queste partite perché il Licata non è alla nostra altezza, ma dobbiamo appunto certificare che il Licata non è alla nostra altezza, ma ce la giochiamo con quelle che sono al nostro pari livello. Con lo scossone societario che è avvenuto, molti ragazzi si conoscono da poco tempo, da una decina di giorni, e come tu ben sai, quando operi soprattutto nel mercato estero rischi che arriva qualche ragazzo in deficit di preparazione fisica, quindi aspettiamo anche che questi ultimi si mettano al passo degli altri. La prossima partita non posso che essere fiducioso, possiamo andare soltanto a migliorare, perché come si dice, dopo che tocchi il fondo puoi soltanto risalire, ma dobbiamo dare una pronta risposta soprattutto ai nostri tifosi. Sta per riprendere il gioco qui al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Castellammare Calcio 0, Marsala 1 al termine dei primi 45 minuti di gioco, così come recita anche il nostro score. Non dovrebbero esserci cambi nelle due formazioni iniziali.
Andiamo quindi con il ripeterle per chi si fosse collegato solamente adesso. Castellammare che parte con Di Paolo in porta, Cruciata, Eutropio Filippi, Caronia, Adamo in difesa, Lampo, Di Matteo, Musso e Messina a centrocampo, con in realtà Messina, il 9, che probabilmente va a fare un ruolo più di trequartista adesso a sostegno di Tempesta, alle spalle di Malik Ba. Per quanto riguarda invece il Marsala, Fulner in porta, Tripoli, Giardina e Fradella in difesa, nella difesa 3 di mister Chinnici, centrocampo folto con 5 unità, Genesi a destra, Apuna a sinistra, D'Ancora, Lonigro e Pace a centrocampo, poi Manno e Sferruzza saranno e sono state le due punte. Inizia la ripresa, ricordiamo anche a terna arbitrale il signor Alessandro Ingrassia della sezione di Palermo, il fischietto principale di oggi, guardaline la signora Martina Iannazzo della sezione di Trapani e il signor Antonio Barone della sezione di Marsala. Atterrato qui un giocatore lilibetano da Tempesta, a terra nel frattempo pure un calciatore dei padroni di casa. Primo tempo che ha vissuto, così come spesso capita, di periodi. Nel primo blocco una gara molto bloccata, tornate ai giochi di parole ovviamente. Poi il Marsala sembrerebbe aver avuto quel qualcosa in più, quel quid necessario per sbloccare la gara e per diventare la prima formazione quest'anno a far male a Di Paola e alle Castellammare. Poi però è venuta fuori la reale qualità dei ragazzi di Mister Mignone, che devono stare attenti perché c'è Genesi a destra, va il 2, cross al centro, cercare qualcuno dei suoi compagni, forse proprio a Fun. Colui è con la testa, con la capoccia, ha fatto la rete dello 0-1 che per ora è distintiva per portare la vittoria dalle parti di Marsala, per portare una seria ipoteca sul passaggio del turno, perché un gol è troppo poco, però è ovvio, andare a Marsala con 2 risultati utili su 3 sarebbe una grande seria ipoteca sul passaggio del turno. Furnari, autore di 2 parate clamorose al 43esimo, prima su Bappo e su Messina, e in generale autore di un'ottima partita. Non va bene al rilancio, occhio quindi qua a Di Matteo che prova a pressare duro su Giardina, commettendo fallo. Castellammare, che ricordiamo in campionato ancora non ha subito gol, è prima a punteggio pieno con 9 punti dopo 3 partite, quindi dopo 9 punti disponibili, 3 vittorie arrivate contro Bagheria 90-0-11, Cus e Montelepre, le prime 2 di misura con rete di Malik Ba, l'ultima contro il Montelepre invece un capolavoro di tattica di mister Mignone, nonostante i tanti ripetuti attacchi della formazione giallorossa. È arrivato poi il gol di Tarantino e la chiusura finale di Tempesta. Fa fallo commesso ai danni di Manno, che rimane a terra, giallo per Adamo che ha commesso intervento falloso. Prima monito della gara, una gara molto corretta, così come abbiamo detto anche nel corso degli ultimi minuti del primo tempo. Fino a questo momento clima gioviale anche qui sugli spalti, con alla mia destra i tifosi del Marsala che stanno continuando a cantare coro, a inneggiare i loro ragazzi, elogiarli e soprattutto a sostenerli. A sinistra invece i tifosi di casa, che sicuramente sono comunque in egual numero presenti, e al tempo stesso danno il sostegno al Castellammare in questa fase di rimonta. Ovviamente non possono mancare i gol del Marsala, la società marsalese che fieramente si vuole distinguere nel corso di questo campionato. Occhio a Giardina che è al limite dell'aria, non è che entra adesso con Manno che non riesce però a gestirlo meglio di così, lo rimette Pace a disposizione di un suo compagno largo a sinistra, fermato però la chiusura di Adamo. L'ultimo tocco è anche di un giocatore del Marsala, proprio di Sferruzza, che aveva provato a proporsi sulla fascia sinistra. Manno, la palla era per Pace
continua a proporsi spesso e volentieri a sinistra, dando spazio da Fun di affondare le parti più pericolose della metà campo del Castellammare. Adesso messa al centro, tanto in qualche modo poi arriva la parata di Paola che toglie il pallone dalla porta. Calcio d'angolo, ma l'intervento di Paola che ha fatto quel passetto all'indietro utile per smanacciare via la palla, credo deviata più che da ancora da un suo compagno di squadra. Non vorrei sbagliare, lo rivedremo sicuramente negli highlights che saranno disponibili in serata sui canali sportivi. Occhio al pallone che arriva al centro, arriva Giardina e colpisce così, lotta ancora il 23, con lui c'è Di Matteo. Alla fine la palla è per Di Paola. Paola. Messina colpisce Giardina sul volto, ma si può giocare, si rialza il numero 23 e va, dovete anche voi a dire a Messina, ne è colpito con lo scarpino. Non è una cosa sicuramente che è piaciuta a Gino Giardina, uno dei più propositivi nel corso della prima parte di gara. Gli dà palla a Di Paola perché Castellammare aveva messo fuori il pallone per mettere le cure a Giardina, che però si è rialzato poco dopo. Allontano Di Paola, cercare Messina, lotta anche va col Genesio, non preciso. Messina continua a smanacciare, ultimo tocco qui di Messina ai danni di Tricoli e quindi calcio di punizione sempre per il Marsala, che può respirare almeno per il momento. Pronto il primo cambio nel frattempo, a bordo campo si avvicina il numero 3 Eliotropio Filippi. Pronto ad entrare al suo posto giovani a disposizione di mister Mione, ovvero il numero 18 Salvatore Noto. Noto sicuramente ha caratteristiche più offensive rispetto a Claudio Eliotropio Filippi. Credo proprio che andrà a mettersi già nelle parti più avanzate del campo. Per ora retrocede Messina, vediamo se è una cosa momentanea oppure se sarà definitiva. Ancora Marsala che gestisce il pallone, c'è Pace, poi Lo Nigro mette in corsa Genesio, occhio a Manno, prova a farsi vedere, Manno colpito e calcio di punizione, giallo anche per un altro difensore del Castellammare. Adesso continuano i falli, cominciano ad essere diverse le punizioni nella retroguardia castellammarese. Calcio di punizione, può andare Manno, credo la battuta, anche se il numero 99 ora sembrerebbe essere pronto per allontanarsi. Insieme a lui c'erano diversi altri battitori papabili. Manno infatti si allontana, c'è Pace, può andare col sinistro, c'è anche il Capitan Genesio, c'è anche Lo Nigro che però è un po' più defilato, si allontana Pace. Allora sarà di nuovo Giardina. Barriera foltissima messa da Di Paola, c'è anche qualche effettivo marsalese per
rendere meno ampia la visuale dell'estremo difensore dei padroni di casa. Si attende solamente il fischio del signor Ingrassia con Giardina pronto a battere. Si lamenta Di Paola perché la barriera continua a essere modificata dai difensori, non solo i difensori di Castellammare ma anche da chi attacca nel Marsala. E allora si attende solamente il fischio del signor Ingrassia che sta mettendo a referto qualche cosa. Dietro solamente Genesio e Fradella con Malik Ba pronto a partire in contropiede. Ma andrà Giardina, destro che si infrange sulla barriera, vorrebbe un tocco con il braccio il numero 23, pallone di piede rimessa al centro, fuori gioco perché si alza la bandierina della signora Iannazzo. Sferruzza era l'uomo in fuorigioco che aveva provato a controllare e andare dalle parti di Paola con una delle sue solite girate. Calcio di punizione di Castellammare, andrà il numero 1 Messina, che adesso sta facendo l'esterno di sinistra così come era messo in formazione. Atterrato va, non c'è nulla e la può ripartire Afun, occhio alla sinistra, Afun salta, cruciata, non c'è nulla da segnalare in termini di eventuali interventi fallosi. Rimessa per il Castellammare. Nel frattempo i cori del Marsala per il presidente Casa, che sicuramente ha fatto un mercato faraonico con più di 15 acquisti per far esultare questi ragazzi, per far risaltare la piazza di Marsala. Occhio qua, Manno riprende palla, fermato Manno, aveva sradicato il pallone dai piedi del difensore avversario, si era trovato in aria dopo un regalo clamoroso, viene fermato Manno, calcio d'angolo per il Marsala. Si riempie nuovamente l'area di rigore del Castellammare, che adesso dopo una prima fase in cui pressava molto sembrerebbe essersi un po' spento. Sempre Giardina a battere, quando si tratta di calci piazzati. Va il 23, pallone che arriva al centro, un'altra volta a Fun, stavolta anticipato, la può ripartire il Castellammare, con tempesta e ballontano a cercare Malik Ba, sono in due a fermarlo. Riprende palla quindi il Marsala, Pace, ancora, sempre per il 10. L'ultimo tocco qua non è di Messina, chiama il cambio il Marsala. È pronto per entrare in campo Macaulay, Crisantus, esce Sferruzza, pronto anche Rosciglione, esce l'autore del gol Afun. Crisantus per Sferruzza, è un cambio normalissimo, attaccante per attaccante, bomber per bomber. Quanto riguarda invece Rosciglione per Affun, abbiamo sicuramente un esterno interessante, il classe 2001, cresciuto nel Palermo, che può fare comunque bene entrambe le fasi, magari una soluzione più per contenere che per attaccare rispetto ad Affun. Autore comunque al gol che per ora decide l'incontro. Crisantus, lui che di gol ne ha fatti a grappoli nel corso della sua carriera da giramondo tra Germania, Spagna, Finlandia e altri paesi e campionati rispettivi sicuramente esotici. Lui che è arrivato in Italia con la maglia dell'Aprilia in Serie D e poi in Sicilia con quella del Partini Caudace.
1990, che sicuramente però ha vissuto il momento più importante della sua carriera quando era giovanissimo, nel mondiale Under 17 con la Nigeria, di cui fu capocannoniere. Occhio adesso ancora alla corsa, lì a sinistra Di Musso, va, prova a girarsi, pallone in aria, fermato il Castellammare dalla grande chiusura di Pradella. Può ripartire il Marsala, ancora con il numero 24 che si è sganciato dai suoi ranghi, ma viene fermato. Parte il Castellammare con Tempesta, Noto non controlla, allora ancora Pradella, Pace. Anche il 10 viene fermato, ora tanti errori dei singoli. Si propone Messina, ormai largo a sinistra di default. Caroni va, mantiene il pallone, va, lo gira bene, pallone per Tempesta che prova il sinistro, non viene sicuramente applaudito così come nel primo tempo al pubblico di Castellammare, che avrebbe preferito giocare meglio questo pallone, ma il sinistro di Tempesta è sempre un'opzione per la formazione di casa. Ora di gioco appena passata, siamo al 61esimo, 0-1 in questa gara valida per l'andata degli ottavi di finale del torneo parallelo al campionato di eccellenza, ovvero la Coppa Italia, ovviamente fase regionale. Occhio qui a Manno, può andare in Marsala, Di Santus, il contropiede anticipato da Adamo, che fa un intervento che vale come un gol. Si doveva fare vedere Macaulay Crisantus, doveva trovare il primo centro con la maglia del Marsala. Andrà a battere Lonigro con lo schema il 5. Sinistro a rientrare Di Paola, è sicuro, prende questo pallone, non parte però con velocità il Castellammare, e allora si va a accontentare il passaggio breve. L'estremo difensore dei padroni di casa perde palla Di Matteo, la arpiona Di Santus, può andare Manno, Di Paola e poi ancora Di Santus, e ancora Di Paola. Qua Ba viene fermato, probabilmente con un fallo dolorante. Malik Ba deve rialzarsi però, anche Di Paola fa un grande intervento, calcio di punizione per il Castellammare, anzi ne fa due di grandi interventi, prima su Manno dalla distanza e poi da posizione ravvicinata di Crisantus. Nel frattempo c'è un problema per l'estremo difensore del Marsala, per Furnari. Occhio quindi qua questo problemino, credo alla scarpa. Ovviamente avendo i guanti è un po' più complicato per il portiere allacciarsi le scarpe. Spero per lui che sia questo il problema, comunque, che ha fatto fermare per qualche secondo il gioco qui al Matranga. Ancora Manno vicino al primo centro con la maglia di Libetana, così come per Crisantus, lo spazio è la stessa identica azione. Fallo qui su Emanuel Manno, già battuto, calcio di punizione. Lonigro mette al centro, con che arriva Genesio che stoppa, aspetta D'Ancora. Genesio, tacco che viene murato però da Musso, calcio rimessa laterale per il Marsala. Genesio, Ba ritorna sull'Onigro, riprende palla, ancora Malik Ba, imbeccato, può andare il numero 11 fermato con fallo. Malik Ba, questo è Malik Ba.
65 sul cronometro di gara. Si lamenta Messina. Tempo, se avete visto un po' di blu, non si è rotto il nostro obiettivo oppure il vostro schermo, semplicemente sono i fumogeni colorati del pubblico marsalese venuto qui oggi per sostenere la squadra di Mr. Chinnici. Furnari fa vedere che è tutto ok con questa presa alta, evidentemente poco fa solamente un problema alla scarpa. Genesio poi una o due volte riesce a girare il pallone, non benissimo, con un po' di difficoltà, ma comunque il pallone arriva a Manno e può girare. Atterrato Genesio, non c'è fallo, può andare quindi Castellammare, ancora con Noto, attorniato da maglia blu, deve buttare questo pallone. Manigro per Giardina. Ancora una volta il Marsala prova ad andare. Lo stop. Caronia. Ottima l'idea a cercare un'altra volta dentro Noto da parte di Messina. Castellammare che prova a schiacciare nella propria metà campo il Marsala. Non sarà facile, ma deve fare questo. Formazione di mister Mignone per recuperare la partita. Occhio a Pace, occhio a Manno che prova a ripartire. Manno non riesce a scattare, siamo in causa d'Ancora. Lo Nigro non va al cross, rumoreggia un po' il pubblico ospite. Spazio Castellammare, lotta Noto, adesso principale riferimento offensivo del Castellammare, commette anche fallo, calcio di punizione. e 30 sul cronometro di gara, c'è un giallo nel frattempo per un giocatore del Marsala che ha allontanato il pallone, ha perso un po' di tempo. Fa capire le intenzioni che avrà sicuramente da qui a fine partita il signor Ingrassia. Perde di tempo non saranno tollerate. Ha munito il numero 24 Padella. Genesio, per Manno, lo scambio con Crisantus che ha provato poi il destro quando gli è tornato il pallone. Quei due sono pericolosi, Manno e Crisantus, i due attaccanti scelti in questo momento da mister Chinnici. Rimane in panchina Costa, giocatore all'inizio di campionato sfavillante, arrivato dal Roma City, scorso in Serie B. Gioca ancora il Castellammare. La difesa adesso palla per il Marsala. Crisantus, il tocco per servire d'Ancora che non riesce però a gestire meglio questo possesso. Allora Lampo, triangolo a favorire l'arrivo di Musso. La trota il numero 8 dopo i passaggi rapidi di Caronia e di Tempesta. Riesce a scappare Castellammare, occhio allora al 10 che può aprire per Ba che non controlla, e qua era complicato anche per uno come Malik Ba. Siamo quasi al 70°, mancano poco più di 20 minuti alla fine della partita, più ovviamente il recupero. A cercare davanti l'inserimento di Pace, si perde i guantoni di Paola questo pallone, servito già Messina. Caronia subito a cercare qualcuno avanti Musso, per qualcuno ovviamente va, e
e mette in difficoltà la difesa del Marsala, commettendo però fallo su Tricoli. Bravo qui Tricoli. Problema per il capitano Genesi, che va a parlare con mister Mione, allenatore avversario. Ora qua Crisantus con la testa voleva innescare la corsa di Mando, talento impressionante quello del numero 99, che arriva da una stagione con 30 presenze e 3 gol la maglia della Sanremese. Paola dalle parti di Lampo, e però questo cross, questa verticale, questo filtrante, cercare un'altra volta Noto, poi con la testa Adamo non rende facili le operazioni per Di Paola, che comunque riesce ad arrivare su questo pallone. Applaude timidamente Lampo, e poi adesso ancora del Castellammare, sempre veloce, beccare Tempesta, ma il Marsala sulle seconde palle è davvero impressionante. Ancora a mano a cercare Genesi, che si è infiato Crisantus, lo scambio col capitano, commette fallo, a terra ancora Adamo, un'altra volta ha chiuso perfettamente Genesi. L'attesa che si rialzi Adamo, ricordiamo punteggio e marcatore: Castellammare calcio 0, Marsala 1, rete di Affun nel corso del primo tempo, più precisamente intorno al 21esimo, una rete che per ora definisce un punteggio e uno scenario che favorisce ovviamente il Marsala, che in questo momento arriverebbe al match di ritorno, che si terrà ovviamente in casa, con 2 risultati utili su 3, ma ancora mancano quasi 20 minuti alla fine della gara. Prova Castellammare, occhio alla corsa qui, che favorisce l'arrivo di Musso e colpisce male. Aveva fatto tutto bene qui il numero 7 Di Matteo, partendo da destra si era centrato, poi Musso colpisce male. È un passaggio per Furnari. Ora occhio a Crisantus, va a lottare forte con lui Lampo, si riprende palla e poi prova a servire, riesce a servire Musso, che poi in verticale va a cercare Tempesta, ancora lui colpisce male. Non è Tempesta, bensì era Noto, adesso punta fissa assieme a Malik Ba in un 4-4-2 offensivo per quanto riguarda mister Mione, con Noto e Ba attaccanti, Tempesta che fa la mezzala, ma praticamente un trequartista, con Messina e Di Matteo esterno. Non mantiene i palloni in campo Emanuele Manno, chiama l'attenzione dell'arbitro, la prima assistente, la signora Iannazzo. Adesso cambio nel Marsala, esce D'Ancora, entra al suo posto numero 14 Angileni. Termina la gara quindi di D'Ancora, una delle nuove leve di mister Chinnici per quanto riguarda il calciomercato estivo del Marsala. Lui che ha giocato in Serie B, in Serie C, più 200 presenze in Serie D, quest'anno 30 anni compiuti. Qua si lamenta tutto il pubblico del Matranga per via di un contrasto non segnalato che vede a terra da aver avuto la peggio Musso, che ha ricevuto un colpo al volto. Ancora a terra Musso. Abbiamo
parlato poco fa di D'Ancora con esperienze in B, in C, in D. Anche Musso è uno di quelli che può vantare nel suo curriculum diverse avventure nella quarta serie nazionale con Giarre e con Paternò in particolare. Adesso si rialza proprio Musso lamentandosi di quello che è successo ancora una volta, deve per forza di cose abbandonare momentaneamente il campo dopo aver ricevuto delle cure da parte dello staff medico castellammarese. Adesso, appena il signor Garcia lo riterrà noto, potrà entrare. Torna subito in 11 Castellammare, rientrato Musso. Adesso Manno, poi a terra di nessuno, spaccato in via Castellammare, può andare Manno, spioventa al centro, fermato da Lampo. Adesso la palla è per il Castellammare, era per il Castellammare, adesso è per il Marsala. Manno continua a farsi vedere il Marsala, ancora con la giocata tentata dai ripetani. Bellissima qui l'atmosfera al Matranga con due tifoserie che si rispettano e che stanno davvero dando il meglio di sé. Calcio d'angolo per il Marsala, sono diverse le maglie blu al centro dell'area di rigore, così ha sbloccato la sfida con la testa di Affun nel corso del primo tempo. Batte ora il Marsala, occhio sempre al colpo di testa, stavolta di Manno che però è sbilanciato e colpisce male. Va, vuoto, pallone di Caronia, gestito poco fa da Noto, può ripartire Tempesta, largo a destra, ancora Tempesta, lì dove parte in contropiede fece gol qualche giorno fa contro il Montelepre. Ora gira palla, va dove c'è Messina, che vuole a rimorchio qualcuno dei due attaccanti, non trova nessuno, c'è sempre Caronia però, Ba, adesso più basso, ancora Ba, aumenta anche il volume della sua gamba per andare alle parti della difesa, per sperare in un altro possesso. Messina mantiene il pallone in campo, ma spunta Genesio, scontro tra capitani che è a favore di quello ospite. Calcio di punizione per il Marsala. 78 sul cronometro di gara, Castellammare 0, Marsala 1, va lontanissimo ora il Marsala, ancora a cercare qualcuno per i suoi principali innesti da davanti, come Crisantus, come Manno. Tempesta mantiene poi il pallone tra i piedi solamente per un attimo, può andare Angileri che non si intende con i suoi attaccanti e allora corre largo a destra, Cruciata. Insiste Di Matteo, fermato, calcio d'angolo per il Castellammare. Ci crede la formazione di Mister Mione. Lo status di sorpresa piace, ma non vuole nessuno per Castellammare che rimanga una novità. Occhio al pallone al centro, vuoto Furnari che comunque riesce a smanacciare. Non preciso il numero 1, ma la sua deviazione è necessaria per evitare che chiunque prenda palla. Va Messina, nel frattempo c'è un cambio pronto per Mister Mione. Messina ha battuto, adesso a vuoto. Un'altra volta Tempesta che rischia sul pressing avversario, può giocare Di Matteo, ma ha fermato tutto il signor Garcia. Fallo commesso da Tempesta, calcio di punizione per il Marsala, cambio pronto per il Castellammare perché sta per entrare il numero 14.
e via la Monica. Fuori Cruciata, nel frattempo c'è un altro cambio, esce Emanuel Manno ed entra Costa. Gli applausi del pubblico di Libetano per Emanuel Manno, abbracciò da tutti lì in panchina, non è riuscito ancora a sbloccarsi, ma l'impressione è che ci riuscirà presto. L'ex sanremese entra al suo posto Costa, nel frattempo è uscito Cruciata, ex partinico anche Alessandro Cruciata, è entrato Elia La Monica, meno cambi effettuati da Mister Moini rispetto a Mister Chinnici. Già battuto i calci di punizione a cercare Crisantus per essere un nuovo partner d'attacco. Il suo nome è Alessandro, il suo cognome è Costa e il suo bottino quest'anno recita 4 gol nelle prime 3 uscite. Vediamo ovviamente oggi se aumenterà questo score, anche se manca pochissimo alla fine di questa gara. Costa gestisce il possesso, ha della sua sicuramente il fisico oltre che un innato senso del gol. Lo Nigro va largo a sinistra, c'è sempre Pace che prova a imperversare, anche il numero 10 entra in area di rigore, viene fermato correttamente dalla Monica, calcio d'angolo per il Marsala che andrà alla battuta sempre con Pace, se non vado errato, visto che il numero 10 si è preso il pallone e sta andando proprio dalle parti del calcio d'angolo. Sinistro che arriva al centro, Crisantus anticipato, Genesio, Giardino, pallone, lo gestisce Pace, scambia anche in un primo momento con Rosciglione, poi atterrato il 10 non c'è niente da segnalare, può andare quindi Castellammare, anche se qui si prende gli applausi tempesta perché mette il pallone fuori per sincerarsi delle condizioni del numero 10. Sta entrando anche un membro dello staff della panchina di Mister Chinnici, ma non c'è bisogno di cure mediche per Pace che si è appena rialzato, forse era anche un pochettino per perdere qualche secondo utile. 82 sul cronometro e i secondi sicuramente servono a Castellammare, non servono assolutamente al Marsala, in questo momento è avanti di 1 e deve mantenere questo risultato per averne 2 utili a disposizione nella gara di ritorno fra 14 giorni. Controllo di Musso, sterzata e fallo subito, prende subito il pallone Lampo e adesso toccherà a Caronia mettere il pallone al centro, cercare qualcuno, fare una preghierina, un rosario e magari cercare di sbloccare questa gara complicata per il Castellammare. Quest'anno solo in una occasione non ha segnato gol nei 90 minuti contro il San Vito nella gara di ritorno del primo turno di Coppa. Occhio perché c'è un altro cambio nel frattempo, la formazione ospite è uscito Pace, il numero 10 è entrato al suo posto Tarantino. Può battere Castellammare, a fischia di Grassia, si muove il gruppone in aria, non è che arriva lì con tutta la calma del mondo, mette fuori Giardina, occhio però al tentativo di Noto che rimette questo pallone al centro, Furnari ha visto quei peggiori. Cammina col pallone tra i piedi Giardina, che
che modo ha preso questa sfera la Monica, ora prova a giocarla Tempesta, Caronia molto avanzato, viene saltato in questo solo micro, allora può andare Crisantus che gira a destra, Costa controlla, guarda anche la porta, poi accetta Genesio, tutto buono, poi di nuovo per Costa che aspetta in aria, Costa fermato una volta e poi ha provato il tiro qui da micro, anche questa conclusione va fuori. Ha già battuto Di Paola, c'erano due uomini pronti a entrare nel Castellammare, uno di loro è il numero 16 Coraci, l'altro mi sembra il numero 20 Vaccaro. 5 alla fine, più recupero ovviamente di Castellammare Marsala, andata agli ottavi di finale di Coppa. Di Santos gestisce, va, mette in corsa Costa che non ci crede, poteva essere un'altra grande occasione per il Marsala che ora ci crede, forse sa che deve solo gestire, l'ha fatto per 85 minuti, deve farlo anche per i restanti 5 di recupero. Cambio il gioco sbagliato per Castellammare, può ripartire Genesio, ok capitano che mette subito al centro, Costa è pronto, Costa, pallone che a momenti finisce via Galileo Galilei. Qui a Castellammare del Golfo, teatro della gara d'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza, fase regionale. Castellammare calcio 94 e Marsala, cambi per il Fucsia, dentro Vaccaro e Coraci, l'abbiamo già detto, escono Tempesta, Tempesta, vediamo anche l'altro calciatore che esce nel Castellammare, intanto fuori Tempesta, dentro Vaccaro, se non vado errato fuori anche Di Matteo per far entrare Coraci. Va lontano Di Paola, preciso qua il rilancio del numero 1 che adesso andrà di nuovo al tentativo da lontano, nel frattempo correggo, non è uscito Di Matteo bensì Musso nel Castellammare, allora nell'ultimo spaccato fuori Tempesta e Musso, dentro Vaccaro e Coraci, le ultime forze fresche messe in campo da mister Mione in questa gara contro il Marsala, in questo derby che per ora è appannaggio degli ospiti. Crisantus esce con la testa, pallone comunque giocabile a Castellammare con proprio il neoentrato Coraci che scambia con Di Matteo, viene atterrato proprio Di Matteo, fallo e calcio di punizione. A terra Di Matteo, deve rialzarsi in fretta il 7 che però ha subito un brutto colpo cadendo dopo la trattenuta del suo avversario, ovvero Rosciglione, che va anche a sincerarsi alle condizioni di Matteo, che ora continua a rimanere lì in zona sotto la primavera del Trapani. Cross che arriva al centro, tagliato un'altra volta, rimane in aria il pallone, continua a lottare, va alla fine gira Castellammare, Messina sinistro murato, tanta confusione nell'area del Marsala, va a sfruttarla il Castellammare, ancora con Ba dalle parti di Messina, tutto fermo però, c'è un giallo mi sembra, ha ammonito Giardina forse per proteste, fatto sta che il pallone adesso è al centro, deve fischiare però sembra sia, non l'ha capito Lampo, che ha battuto per un'altra volta
in maniera non corretta la rimessa laterale, non per le modalità bensì per il tempismo. Adesso può andare sempre Lampo al centro, Messina prova a controllare, ancora il numero 9 colpito, calcio di rigore, fallo su Messina che controlla in mezzo a 3 e si fa colpire. Che giocata del capitano, e adesso il rigore può cambiare tutto. Tutto il Matranga a esultare. Al 90esimo conquista il calcio di rigore Messina. Calcio di rigore per il Castellammare e non può andare nessuno se non Capitan Messina contro Furnari. L'ha fatto 12 mesi fa, deve rifarlo Messina, deve portare il match in equilibrio per regalarci altri 90 minuti e forse più di fuoco al ritorno. Castellammare 0, Marsala 1, ma il parziale può cambiare al 91esimo. Nel tempo di recupero c'è un calcio di rigore per il Castellammare, andrà Messina che l'ha conquistato, che l'ha voluto, in mezzo a 3 ha controllato un pallone che era perso per chiunque tranne che per lui. Chi ora deve andare? Attimi di pathos al Matranga, può andare Messina, il pari del Castellammare, esulta tutto il Matranga, ha pareggiato il Castellammare, mister Mione in estasi, l'ha fatto Messina, l'ha conquistato lui, l'ha segnato lui, ha pareggiato lui. La dedica, perché l'attesa di battere questo calcio di rigore sarà stradolce, ma mai quanto quella a cui va questa dedica di Capitan Messina. 1-1. A questo calcio d'inizio da parte del Marsala, si è provato da casa sua Costa, chiama adesso palla. 92esimo, Castellammare 1, Marsala 1. Ad Affun, al suo colpo di testa ha risposto Messina dal dischetto centrale sicuro, ma la giocata vera l'ha fatta prima, quando in mezzo a 3 ha tirato il pallone, l'ha nascosto e poi si è preso questo calcio di rigore, poi non solo conquistato ma anche segnato. 1-1, emozione a non finire al Matranga. Ancora il Castellammare con Baccaro che non controlla, poi uscire la Monica, pallone deviato e occhio perché il Marsala adesso è scoperto. Ora sono saltati tutti gli schemi. Messina, una gara di sacrificio, la mezzala, la trequartista, d'esterno basso, ha fatto tutto, incarna quello che è il vero significato di quella fascia che indossa al braccio. Massa adesso deve stare attento, ma al tempo stesso ha le qualità per fare male, ma non deve perdersi in questi passaggi sbagliati, nell'ansia, nella foga di riprendere una gara che sembrava già aver preso la direzione di Marsala. Fuori gioco di Noto e non la prende benissimo il Matranga, segnalato dal guardaline Barone. Va il Marsala, ha già battuto i calci di punizione, Crisantus prova a girarsi, fermato senza fallo, mette comunque il pallone fuori Vaccaro. Mica è entrato al posto di Tempesta, più una mezzala che trequartista, quindi si è anche un po' sistemato centrocampo mister Mione col suo ingresso. Noto gira bene, poi Caromina va a cercare la corsa di Matteo, sponda non riuscita ma comunque arriva, va, pensa al tiro,
lo carica, ancora va, entra in aria e scivola al momento giusto. Poi fermato con un fallo e un cartellino giallo per Vaccaro. Fermata l'avanzata di Rosciglione da Vaccaro, che si prende anche il giallo. Siamo al 95esimo, non abbiamo ben capito quanti minuti di recupero ha dato il signor Ingrassia, anche perché la decisione arbitrale del rigore arrivato proprio al 90esimo. Occhio, perché Mione ha tirato il pallone in maniera sconsiderata verso Tricoli e c'è l'espulsione. Occhio adesso, perché perdono le staffe le due panchine. Rosso per Mione, arrabbiato più per la decisione arbitrale, che peraltro ha calciato violentemente il pallone in campo colpendo quasi Tricoli. Rosso per il tecnico del Castellammare, che con ogni probabilità non ci sarà. La gara di ritorno, 96 sul cronometro di gara. Estrae il cartellino il signor Ingrassia, il cartellino più acceso, quello rosso, e finisce qui. Triplice fischio. Esulta la piazza di Castellammare, che ha fatto un vero e proprio miracolo, prendendo al 90esimo al recupero il Marsala. Questo testimonia il valore della formazione di casa. Questo darà anche maggior carica e maggior grinta al Marsala in un ritorno che è tutto da decifrare, da decidere in casa degli libetani. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Da Gabriele Rispetto è tutto, e a risentirci con lo spettacolo del calcio siciliano qui su Sportissimi.